Dottoressa Vaccaro, lei ha voluto dare il saluto della prefettura del prefetto in questa settimana importante dove si discute di protezione civile con tante iniziative, oggi qui all'Aula Silvia Pellegrino con gli studenti. Ecco, quanto sono importanti anche diffondere queste preziose informazioni a chi ancora è in fase, diciamo, adolescenziale e cresce. Sì, è assolutamente importantissimo. Come sappiamo ricorre proprio questa settimana, dal 9 al 15 ottobre, la settimana nazionale della protezione civile, indetta dal Dipartimento della Protezione Civile per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche importantissime della prevenzione. È una delle modalità più efficaci di fare prevenzione è parlare alle scuole. Abbiamo organizzato questo ciclo di incontri rivolgendoci alle scuole con un linguaggio anche semplice, diretto. Stiamo proiettando, grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile del Libero Consorzio, dei filmati con delle immagini a tema molto anche interessanti per i ragazzi, per stimolarli appunto su quelle che sono le attività da fare in caso di pericolo. Perché secondo il nuovo codice la prevenzione è una delle componenti fondamentali della protezione civile, insieme poi a quello che sono le attività successive in caso di calamità, cioè il soccorso alla popolazione e l'emergenza. Sabato ci sarà il clou dove, diciamo, ci sono proprio le esercitazioni che faranno vedere dal vivo come si interviene. Ecco, diciamo, importante anche questa giornata. Sì, sabato ci sarà la giornata conclusiva a cui hanno aderito tutte le componenti della protezione civile con dimostrazioni pratiche dei mezzi e di uomini. Avremo la scala dei Vigili del Fuoco, le volanti, le moto. Sarà molto sicuramente interessante e affascinante per i bambini, per i ragazzi, che io chiamo a venire anche con i genitori a Piazza Cavour dalle 10 alle 12 per toccare con mano appunto le attività più importanti di protezione civile. Ecco, l'importanza di partecipare a queste riunioni con gli studenti da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco è fondamentale. Voi darete quelle nozioni necessarie ai ragazzi che nel corso della vita, diciamo, ne trarranno insegnamento. Sì, noi portiamo praticamente la cultura della sicurezza ai ragazzi. Noi gli diamo quelle nozioni come poter evitare pericoli soprattutto nell'ambiente scolastico e nell'ambiente anche quello familiare, che sono quei luoghi dove passano la maggior parte del tempo i ragazzi. Quindi noi cerchiamo di fargli capire cosa sono i pericoli che ci possono essere all'interno di un'abitazione e della scuola e come evitare questi pericoli. Noi siamo impegnati in questa settimana alla protezione civile, infatti ringraziamo Sua Eccellenza il Prefetto per averci invitato. Siamo presenti qua per le scuole, saremo presenti anche domani, ci sarà la citazione presso il porto di Porto Empedocle, venerdì saremo a Cammarata e sabato il clou è a Piazza Cavour, dove anche noi saremo lì con i nostri mezzi e con la nostra esitazione SAF. Oggi continuano gli incontri sulla protezione civile nella settimana dedicata proprio all'informazione con gli alunni della scuola Esseneto. Ecco, sono, diciamo, lezioni importanti dove si vengono spiegate lezioni essenziali. Anche quest'anno abbiamo ripetuto, come lo scorso anno, la settimana nazionale della protezione civile, quindi abbiamo organizzato degli incontri con i ragazzi delle scuole sia in presenza che in remoto, con i ragazzi delle scuole elementari e medie di Agrigento e della provincia di Agrigento, quindi collegati in remoto. Questa settimana si concluderà sabato mattina con la Piazza Cavour, dove ci sarà l'esposizione dei nostri mezzi e di tutto quello che è la protezione civile, certo. Quindi le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, con delle simulazioni anche di scenari di intervento.